Quali sono le linee guida del suo programma? Allora, le linee guida, diciamo, io riassumo molto velocemente. Abbiamo il problema delle frane, che purtroppo non sono l'unico comune che ha questo problema, quindi dobbiamo mettere in sicurezza le strade. Poi ci sono tantissime cose che abbiamo pensato, vogliamo anche dedicare c'è già uno spazio dedicato nella TIAS del campo di concentramento e vorremmo farlo diventare un parco giochi per bambini, qualche gioco per i bambini. Poi c'è un'altra novità che abbiamo pensato sul sociale, cioè istituire un gruppo di volontari, più che altro solo volontari, che magari le persone bisognose, chi deve fare la spesa, che non può più andare a fare la spesa o magari è un momento che non può farlo, e magari istituire un gruppo che poi possa, diciamo, dedicarci del tempo. Il comune di Correglia Ligure deve fare i conti con molte frane. Cosa può fare l'amministrazione per prevenire i danni provocati dal dissesto idrogeologico? Questa è una domanda molto difficile perché il territorio purtroppo è quello che è. Però diciamo che noi bisogna valersi un po' sulle istituzioni che a volte non ascoltano e bisogna un po' districarsi, ma non è semplice per i comuni piccoli come il mio. Comunque, prevenire le frane già un po' cerchiamo di farlo perché diciamo che facciamo un po' di volontariato, controllare il territorio per quel poco che si può fare. E quindi non è semplice perché sono comuni che non hanno risorse e non avendo risorse sono un po' svantaggiati. Comunque si fa quello che si può, ecco, si cerca di fare il massimo. Il territorio della Fontana Buona ha risentito negli anni di una progressiva recessione economica. Quali settori a suo avviso vanno sostenuti per un rilancio del territorio anche in una realtà come Correglia? Beh, diciamo che Correglia comunque confina con la strada principale, con la strada statale, quindi può anche essere un viadotto in qualche modo, magari implementare un po' diciamo le attività lavorative. Comunque la Fontana Buona so che c'è un gruppo che sta studiando su questa cosa, su delle risorse che si sta provando ad avere delle risorse dallo Stato per poter fare qualcosa. Penso che una delle cose principali è che la Fontana Buona è un po' dislocata come servizi, diciamo, trasporti e poi tanti di servizi che non li sto a elencare perché sarebbero tantissimi, però la prima cosa penso che sia il trasporto, perché la gente se non si può spostare o non può andare a lavorare per forza deve avere la macchina e quindi penso che sia la parte più importante per primo, poi tutto il resto deve venire dopo, di conseguenza. Perfetto. Anche istituire se ne era parlato nelle riunioni, istituire uno sportello per aiutare, diciamo, il cittadino magari a comunicare con questo sportello e cercare di capire quali sono le problematiche e quali sono le risorse che si possono avere. Quali interventi infrastrutturali e di tutela dell'ambiente ritiene possano essere realizzati nel comune per migliorarne la vivibilità e favorirne lo sviluppo? Beh, diciamo che abbiamo ancora la pista ciclabile che però sarebbe da mettere un pochino a posto, ma questa è una cosa un po' in generale. E poi ovviamente aggiustare un po' più le strade, anche lì secondo le risorse che ci sono, e tanti guardarai che mancano in alcuni punti pericolosi del nostro comune e poi un po' la segnaletica, aggiustare un po' la segnaletica, ma più che altro la strada, ecco, la strada ha bisogno di essere un po' sistemata. Un progetto, un intervento che vorrebbe portare avanti a Correglia per contrastare lo spopolamento e attirare nuovi residenti. Allora, nel nostro programma abbiamo messo per esempio ripristino di alcuni sentieri del Cammino di Compostela perché c'è un collegamento con la chiesa di San Giacomo e sarebbe bello implementare questa cosa per far venire turisti che magari fanno questo tragitto. E diciamo che tante sono ancora da pulire, sono strade comunque da sistemare, anche pedonali, ma è uno dei progetti che potrebbe portare e realizzarsi, diciamo, facilmente con la volontà.
No, forse non usando troppe risorse, comunque è uno dei progetti che abbiamo nel nostro programma. Ancora 5 minuti e 27 secondi il tempo, vuole aggiungere qualcosa? No, io direi che mi sembra che ho detto le cose più essenziali. Quali sono le linee guida del suo programma? Diciamo che le linee guida rispettano più o meno quelle che avevamo proposto 5 anni fa, nel senso che noi teniamo parecchio, prima di tutto, argomento base la viabilità, punto dolente anche tra l'altro, poi sicuramente i trasporti, nel senso che vogliamo assicurare sicuramente agli studenti il trasporto alla scuola pubblica, e poi un po' sul sociale, diciamo. Non abbiamo grandi cose perché purtroppo finanziariamente non è che siamo fiori, quindi cerchiamo di sfruttare quel poco che abbiamo. Il comune di Coreglia Ligure deve fare i conti con molte frane. Cosa può fare l'amministrazione per prevenire danni provocati dal dissesto idrogeologico? Sì, purtroppo Coreglia è stata colpita, diciamo, a fine febbraio, inizio marzo di quest'anno. In 10 giorni ho avuto, su 4 strade comunali che ho dovuto chiuderne 3. Chiuderne 3 con eventi calamitosi molto importanti, frane grosse. Ho tenuto abitanti, una quarantina di abitanti praticamente isolati per un po' di giorni, quindi la situazione è abbastanza imbarazzante. Ora come ora non sappiamo neanche se verrà concesso lo stato di emergenza per quegli eventi, quindi sinceramente abbiamo difficoltà a sistemare le cose. 2 strade le abbiamo riaperte con una limitazione di portata e la chiusura in caso di allerte, e l'altra purtroppo è ancora chiusa. Partiremo a breve con il ripristino di una delle 3 frane con fondi nostri, però io oltre a quello sinceramente ora come ora non riesco ad andare, anche perché, come dicevo, non so neanche se ci verrà concesso lo stato di emergenza per quelle date. Il territorio della Fontana Buona ha risentito negli anni di una progressiva recessione economica. Quali settori, a suo avviso, vanno sostenuti per un rilancio del territorio anche in una realtà come Coreglia? Ma qui siamo un po' al solito discorso delle imprese che purtroppo dal territorio della Fontana Buona tendono a scappare, tra virgolette. Nel mio piccolo ho ben poche attività sul fondovalle, tutte artigianali, non ho attività commerciali, e nel mio piccolo, dicevo, anche noi abbiamo perso, nel senso che avevamo una grossa azienda che sul fondovalle che fine dell'anno scorso si è trasferita a Genova. Questo secondo me è anche dovuto al fatto della viabilità di fondovalle, perché nel mio piccolo la viabilità del mio comune non posso fare niente di nuovo, ho solo difficoltà a mantenere quello che già ho. Sul fondovalle il discorso è abbastanza imbarazzante, perché da Chiavari a venire fin su a metà valle è un'impresa, tra traffico e cantiere, che siamo sempre in difficoltà, quindi le ditte tendono ad andare via. Soluzione, quella che potrebbe risolvere un po' di cose, è la ritrita storia del tunnel. Su quello, anche come Coreglia, ci contiamo parecchio, perché potrebbe essere veramente un punto a favore di tutta la valle, sia dal punto di vista delle infrastrutture e sia dal punto di vista della popolazione, che avrebbe dei benefici non da poco, secondo me, tipo le seconde case. Secondo me verrebbe un po' di gente ad abitare in valle, sono tante case vuote, tante fabbriche vuote, che potrebbero essere uno sfogo per tipo Rapallo, che potrebbe estendere le sue attività anche nella nostra valle. Quali interventi infrastrutturali e di tutela dell'ambiente ritiene possano essere realizzati nel comune per migliorarne la vivibilità e favorirne lo sviluppo? Ma, ripeto, il mio comune ha possibilità ben poche di fare opere nuove. Abbiamo già da fare a mantenere quello che abbiamo, quindi opere nuove non ne prevedo, sinceramente, proprio non ne prevedo.
Spero di riuscire a risolvere il problema delle frane che abbiamo sul territorio adesso, e poi qualche altro intervento in progetto lo abbiamo, però tipo illuminazione pubblica sicuramente rifaremo le luci con un impianto a LED già penso durante quest'anno. Ho anche altri interventi che ci terrei a sistemare se fossimo rieletti. La passerella pedonale che collega Pian di Coreglia a Pian dei Ratti, che ha bisogno di un intervento molto importante e strutturale. Un progetto, un intervento che vorrebbe portare avanti a Coreglia per contrastare lo spopolamento e attirare nuovi residenti? Mi ripeto, nuovi interventi non ho idea di proporne. Sarei già contento di riuscire a mantenere la viabilità in un buono stato e garantire i servizi che poi sono quelli che ti permettono di avere magari qualche persona che viene ad abitarci perché vede che in effetti poi non è che si vive così male, si riesce a spostarsi abbastanza con facilità, anche perché siamo relativamente vicini al fondovalle dove c'è un po' di tutto, però ripeto, se riusciamo a mantenere la viabilità in una condizione diciamo buona, possiamo trarre dei vantaggi tutti quanti. Vuole aggiungere qualcosa, magari su qualche tema che non abbiamo ancora toccato, trattato? Io, come dico, dal punto di vista del mio comune posso fare poco. La speranza che ho è quella che, uno, il tunnel. Secondo me il tunnel è importante, importantissimo, e quello lo metto al primo posto. Altre cose a cui diciamo faccio affidamento, il discorso aree interne che potrebbero portare, anzi dovrebbero portare sicuramente benefici a tutti i comuni della valle, sia dal punto di vista trasporti, sia dal punto di vista sanitario e della scuola. Io penso che vada sicuramente valorizzato l'ospedaletto di Monleone, perché è importante avere un centro dove ci sia un po' di tutto per le persone che ne hanno di bisogno.